Eccoci qua, un'altra puntata, che è bello essere qui con voi. Saluto voi che siete a casa. Saluto anche dalla camera di Desiree. Saluta la piccerita. Mamma mia, e saluta. Come stai? Bella! Perché c'è una che prende qua, ti giuro. Ma chi hai salutato? Allora, tutti quanti. La camera dall'alto? Ma hai visto che fila c'era per vedere la nostra No, trasmissione? C'erano almeno 2000 persone neanche per vedere una la ce n'era, neanche una. Permettimi di salutare una persona a cui io tengo. Zio Gianni. Io non ce la faccio questa stagione, ragazzi. Non ce la faccio. Zio Gianni, salutalo! Ciao zio. Zio Gianni, che ciao. parlava così, ti giuro. Va bene. Allora, la puntata di oggi. La puntata di oggi. Ma chi l'ha messo là, zio Gianni? Io, Zio Gianni. Poi io la potrei avere un Zio Gianni. Vabbè. Allora, dico, mettiamo che tu ti vieni a trovare in un posto che non ti piace, come ti senti? Non ci vado. Oh. Scusate, siamo poco seri, vergogna. Dai, dimmelo, imbarazzo, come mi sento, che ne so. O se no come ti senti? Un ambiente che non ti trovi. A disagio. Oppure fuori posto, non lo so. Fuori posto, brava! Fuori posto? Oggi faremo la Che cucina c'entra? degli ingredienti fuori posto. Ah, fuori posto, e che vuol dire? Cioè, allora, per esempio, che ne so, Scoppiati? No. prendi un ragù alla bolognese, Sì. come lo mangi? Con la pasta. Bravo, e noi lo facciamo con un'altra cosa. Lo facciamo con gli straccetti d'uovo. Con gli straccetti d'uovo. Capito? Allora, cominciamo innanzitutto a preparare. Quindi questa è la prima Sì, ricetta. la prima ricetta. Allora, ragù alla bolognese con straccetti di cominciamo cosa? a preparare il ragù alla straccetti. bolognese. Accendiamo, mandiamo avanti, ok, olio. Olio. Quello è tutto ragù di maiale o è metà? È misto, metà e metà. Metà e metà. Poi il solito poco di sedano, la solita cipolla e un poco di carota. Diamo una grattatina a questa carota che era rigorosamente Io faccio sporca. questo, dai, la cipolla falla tu. Brava. Via così. Togliamo le scorciole e andiamo a molto finemente. Così il regista può inquadrare velocità normale e rallenti. Capito? Ma è per fare vedere bene come Fai si vedere il taglia a rallenti, casa. dai. Questo è bello grossolano come piace a noi, picchiamo premura. La cipolla facciamo così. Senti, lo devi fare così, più piccolo? Così, sì, un po' più piccolo andava bene. Via così. Ah? Guarda, senza guardare, senza dito. Guarda qua. Se lo mettiamo qua che era la buccia. Andiamo a mettere anche la cipolla dentro così. Il sedano di Desiree, permettimi Desiree. Merci. Ok, quindi Se lo raccogli soffrittino. anche questo poco, Vai. non è male. Vai così. Guarda, ce n'è un po' anche qui, guarda. Perfetto. E stiamo facendo questo soffrittino. Prendiamo il macinato. Macinato che misto, abbiamo detto quindi che è misto, maiale sì. e manzo. Maiale e manzo. E nella sbrucolo e patatatura lo andiamo a mettere. Quindi tu praticamente stai facendo il ragù alla bolognese. Alla bolognese, perfettamente. Esatto. Guarda qua, andiamo a correggere di sale. Dovremmo dare una sfumatina di vino. Certo, sì. Ma è come che l'avessimo dato. Perché? Perché mi sono dimenticato di aprire il vino. Va bene così. Dai, ci va la sfumatina, si sa che ci va la sfumatina. Non è che è una novità. Vabbè, si può fare che anche ci va la senza, sfumatina. giusto? Per chi ce l'ha Certo. mette un po' di vino. Il vino ci va nella bolognese. Vi ricordo che quando mettete una cosa alcolica si alza la fiamma. Brava, perché deve sfumare l'alcol. Deve sfumare l'alcol. Poi, Guarda che ti dico vino. No. Ragazzi. No, Ragazzi, guarda. Cioè, ogni mio desiderio. Allora, non è un tuo desiderio, è che abbiamo dei collaboratori meravigliosi. È stato Biagio. Allora, a questo punto, siccome è un ragù alla bolognese che ci va? e gli emiliani di solito cucinano molto magro,
Gli aggiungiamo un bel po' di pancetta, pancetta arrotolata. Ma sai che non lo sapevo che nella ragù alla bolognese si metteva gli diamo questo, anche la pancetta? Veramente loro mettono anche il lardo, queste cose qui così, che mangiano leggero. E poi si scioglie questo forse, certo, no? però va a dare quel sapore muy bonito. E ora che abbiamo fatto questo lavoro, andiamo a salare lievemente. Mettiamo del sale. E quindi ne approfittiamo anche per imparare come si fa il ragù alla bolognese. Esatto. Sempre in padella, vedi che di solito i ragù devono cucinare. Noi avendo creato la reazione di Maillard, possiamo andare anche a... Cioè, non andiamo una lunga cottura, ma i suoi 40 minutini ci vuole. Mi dai un cucchiaio, Sì. dai un cucchiaio. Grazie, allora, grazie. questo cos'è? Pelato? No, questa è salsa. Questa è salsa. Salsa di pomodoro, l'abbiamo Quindi messa. aggiungiamo salsa normale. Mi dai quel concentrato? E un po' di concentrato. Ma proprio sai quanto? Guarda, così. Mezzo cucchiaio, un cucchiaio. Così. No, non ce la facciamo, no, neanche un poco, cucchiaio. poco. E qui abbiamo fatto il nostro ragù, che ora lo spostiamo e lo facciamo cucinare. Mi dai un coperchio, un coperchio. Ma perché non te le prendi prima le cose, un coperchio? Là, sopra. Grazie. Mi fa stancare, ragazzi, mi fa stancare. Allora, e lo andiamo a posizionare. Questo in pratica è pronto, deve solo cucinare 40 minuti, dicevi, giusto? Qui. Almeno 40 minuti. Capito? Quindi, soffrittino. Ora dobbiamo... vuoi ripetere gli ingredienti? Ripeti. Devo dire semplice, no? Dai. Soffrittino, carota, cipolla e sedano. Abbiamo messo il ragù, la carne, metà di manzo e metà di maiale. E sta cucinando. Okay. Sale, poi hai aggiunto della pancetta? E ho aggiunto la pancetta, sì. Il sale, salsa la e sfumata di vino, salsa e concentrato. Ora dobbiamo preparare questi straccetti d'uovo. Vediamo come sono questi straccetti d'uovo. È come se facessimo una crepe, ma non è una crepe, perché è una frittatina vera e propria, se no... Guarda che ti faccio. Prendiamo una padella a base piatta, come questa di qua. Le uova. Quindi questa che ricetta è tipo un primo, se vogliamo, sì, no? Può essere un primo e un secondo. Diciamo che la cucina ti dà la possibilità di inventare. Chi l'ha detto che il ragù alla bolognese deve essere solo con la pasta? Appunto tu mangi, poi insomma si vede, primo, secondo. Tutto è caduto. Vai, dai. Cioè così. Ma non è che mi aiuta. Poi dici che io con la regia c'ho... Lasciamo stare, guarda. Mi sparlate, è vero? No, non è che ti sparliamo. Cioè... Allora, Daniela. Che tutto sommato il suo lavoro non lo fa bene, perché per farlo bene ti dovrebbe cacciare via quando fai queste cose, capito? Ecco. Dico, vabbè, vuoi la forchetta? Credimi, non c'è più religione. E allora domani usciamo un'ora prima. Che cretina questa, però. Non c'è più religione, allora domani usciamo un'ora prima. Vabbè. Ragazzi, ho sentito che per la condotta oggi si boccia. Si sboccia, lo sai, 5 in condotta bocciati, 6 rimandati, cioè, a me mi bocciavano sempre. Esatto. Mi avrebbero bocciato perennemente. E stiamo facendo cosa? Una frittata. Una frittata. Se mi metti un cucchiaio di parmigiano te ne sarei grato. Per favore. Un cucchiaio di parmigiano. Così. Sì. Un cucchiaio di pangrattato. Così. Sì, mi avvicini il sale. Sì. Grazie. Un cucchiaio di farina, grazie. Tutte cose io devo fare. Esatto. Un cucchiaio, un'ora. Grazie. Un cucchiaio di farina. Poi, che vuoi? Una capriola, che devo fare? E sapresti fare la capriola? Fammi vedere come fai. Allora, va bene, quindi straccetti di uovo. Io non voglio essere monotono, mi dovete credere. Ma mamma non ne aveva torto quando mi diceva questa femmina non ci sarebbe. Ma mamma non l'ho conosciuta mai. Non l'hai conosciuta, sì, quando hai saputo la pensione che prendeva, però l'hai conosciuta, te la sei ricordata mia madre. Mai conosciuta tua madre. Sì, mi dai l'olio di olivo. Che devo fare? Bevitelo, che devi fare? Beviti l'olio di oliva, va bene. Basta. Vabbè, vediamo sti straccetti, va? Andiamo con gli straccetti. Il mestolo, me lo trovi il mestolo me lo trovi. Tieni qua. Avanti, vediamo sti straccetti. Uovo, parmigiano, sale, farina e pangrattato. E pangrattato, così.
Una frittata. Sì, una frittatina, proprio così. Ok, però noi la stiamo facendo, però la magia della cucina in televisione qual è? L'abbiamo già fatta. Che li abbiamo già pronti. Allora questa me la mangio poi dopo. Questa te la mangi dopo, ma noi li abbiamo già pronti e te li faccio vedere. Ecco qua, grazie. Abbiamo dei collaboratori, c'è Flavio che è meraviglioso, capito? Questi sono quelli con cui noi andiamo a fare gli straccetti. Delle piccole tipo... frittatine. Ti avevo detto potrebbero somigliare a delle crepe, no? Sì. Ma di fatto non sono crepe perché c'è altra roba, c'è il pangrattato che nella crepe non ci va. Allora, dai, facciamo gli straccetti, dai. Che dice? Facciamo la prova del salto. Dai, vai, prova. E voilà! Anche io lo so fare, però vabbè. Dallo. No, ma non c'è bisogno, ormai l'hai fatto, l'hai girato ormai. Zio Gianni, dice che lo so fare. Guarda mio zio che c'hai gli occhiali. Ok, abbiamo fatto anche questo. A questo punto, sai che facciamo? Lo mettiamo sotto, perché è troppo caldo e non lo possiamo utilizzare. E ora ti faccio vedere la bolognese e cosa è successo. Il ragù pronto. Fammelo. Voilà, meraviglia. Ottimo, quindi dopo quanti minuti di cottura? Una quarantina si è portata. Quarantina di minuti. Vuoi che l'assaggio? Questa la possiamo... No. Giusto per... No, vabbè. No, questa la possiamo mettere qua. Ok. E ora che facciamo? Andiamo a tagliare gli straccetti. Dobbiamo fare questi straccetti. Come vedi sono 1, 2, 3 belle cose. 3. Come le facciamo? Medie? Medie. Facciamo così o così? Facciamo così. Falle così. Poi facciamo così. E poi le facciamo così, dai. Facciamo delle fettuccine, degli straccetti d'uovo. Ah, carini. Capito? Tipo tagliatelle. Brava. Aspetta, qui gli diamo una scaldatina, che dici? Così. E lei mangia. Vai, lo vuoi fare tu? Lo vuoi fare tu? Vabbè. Guarda che volontà che c'è di farlo. Lo faccio io, dai. Lo fai te? E tu che fai nel frattempo? E io nel frattempo do una mescolata qui alla salsa. Va bene, dai, faccio io. Vai. Facciamo una cosa. Che fai? Cosa. Mentre tu tagli, glielo dici alle persone quello che ti dico sempre sono io. Concentrato, sono concentrata. Consigli? Consigli per i consigli. Bravo, consigli per i consigli. Torniamo tra poco. È la mia spalla. Bentrovati! Ci hanno aspettato. Questo lo spostiamo un poco qua e facciamo un poco di calore qui, perché mi serve un'altra padella. Sì? Se no, che facciamo? Mettiamo questa qui, andiamo avanti. Appena una noce di burro, mi dà un cucchiaio, Ti do questo, sì. Sì, grazie. Quindi così, stiamo finendo la ricetta, sì, giusto? Facciamo così, giusto questa, guarda, sì, così. Una noce di burro. Così, una noce. È un pizzico. Ecco, ok. Lo mettiamo qua. E guarda. Andiamo a fare fondere il burro per bene. Sì. Capito? Guarda. E nel frammentre. Che lui, il burro squaglia, giusto? Squaglia. Ci andiamo a mettere le nostre fettuccine, gli straccetti d'uovo. Di uovo, che così, sembrano, guarda, come te l'ho detto, delle tagliatelle. Esatto. Sembrano, sai che cosa? Tu li conosci i pizzoccheri della Valtellina? No. Più o meno sì. Capito? Sembrano i pizzoccheri, vero? Sono d'accordo. Hai visto? Tu li conosci i pizzoccheri della Valtellina? No. Ah sì, sembrano vero, sì, uguali i pizzoccheri. Mi fido. Se non li conosci, ma mi fido, ci somigliano secondo me. Ecco qua. Così delicatamente. E andiamo a far saltare questi straccetti così. Facciamo prendere un po' di bello qualoria e mi vado a prendere questo vassoio. Impiattamento? Yes. Impiattamento, yes. Impiattamento. Era una pubblicità antica questa. Facciamo così. Quindi? Così, guarda. Straccetti d'uovo? Straccetti d'uovo. Il cucchiaio lungo me lo trovi? Eccolo qua. Questo lo spegniamo. Andiamo a condire
con questo ragù. Ah, ma cioè, quindi praticamente la parvenza è quella di una pasta. Esattamente. Hai fatto un Però primo, non è una un secondo, pasta, quindi è una pasta. cosa particolare. Per cui se c'è la zia Lucia che non vuole mangiare per esempio pasta, ma ha questo desiderio, la zia Lucia sai chi è? Chi è la zia Lucia? Non chiede lo zio Gianni. Quanto sei stupido. Mi prendi il formigiano? Il formigiano. Il formigiano. Tieni. Uso le mani tanto per non usarle. Spettacolo, ragazzi. Condimenti sbagliati, come si chiama questa puntata? Condimenti fuori posto. Condimenti fuori posto. La seconda ricetta, guardandoti un po' mi ricorda il cavolfiore. Che cos'è? Che c'entro io col cavolfiore, scusa? Allora, stiamo parlando dei condimenti fuori posto. Sì. Un altro condimento di un primo, te lo ricordi? Le farfallette ai 4 formaggi, certo. Il rigatone ai 4... E perché deve essere per forza pasta? Perché di solito è pasta ai 4 formaggi. Non c'è bisogno. Deve essere per forza pasta. Guarda, lo puoi dire a una telecamera, poi il regista ti inquadra diverse. Non è che c'è bisogno. Zio Gianni. Si sempre. Vabbè, allora, i 4 formaggi li andiamo a mettere, sai dove? Dove? Nel cavolfiore. Nel cavolfiore. Ma te la immagini una cosa del genere? No, sinceramente non me l'immagino, però. Prima cosa, dobbiamo fare fido. la salsa ai 4 formaggi. È la prima cosa che dobbiamo fare. Per cui prendiamo un pentolan, lo mettiamo sul fuoco, prendiamo i formaggi e li andiamo a tagliare a cubetti insieme, lo facciamo insieme. Questo taglialo a cubetti, tieni questo di qua, un po' li taglio io. Cubettini, quindi, giusto? La buccia si toglie. Certo, 1, 2. Che fa? Lo vuoi mangiare un po' per vedere com'è? Dai. Mia mamma non aveva torto quando mi diceva chi sta ci la sabbia essere non a mangiare. Veramente, guarda. E lo andiamo a mettere qua. Mi raccomando, quando facciamo una crema di formaggi deve essere basso il fuoco, non deve essere poi c'è quella storia dei formaggi che filano, non bravo, fondono, brava. Togliamo questa buccia dal gorgonzola che tutto sommato è anche, ti voglio dire, edibile, e lo andiamo a mettere pure essa qui dentro. Appena hai finito me lo dici. Ancora? Tutto lo faccio? No, va bene così. Va bene così? Va bene così. L'affumicato lo usiamo dopo. Ecco, questo serviva per capire se abbiamo messo un buon prodotto, giusto? Buonissimo. Allora, andiamo avanti. E ora facciamo la bella fonduta. Aggiungiamo del latte, così, vedi? Perfetto. Quindi che stai facendo una crema di formaggi? Una crema di formaggi. Sono i 4 formaggi, abbiamo messo fontina, gorgonzola. Hai messo 2 formaggi, che 4? 2 formaggi hai messo. Allora, sono 4 formaggi perché gorgonzola, fontina, parmigiano e poi la provola. Metti il parmigiano e la provola la vuoi tagliata? No, lascia stare. Quello lo facciamo dopo. Dai, proviamola. Prova. Mi dai per favore la frusta, me la dai? Tieni. Grazie. Dio te ne renda merito. E cominciamo. Allora, quindi latte, gorgonzola, fontina, poi hai messo il parmigiano e cos'altro? La provola la metti dopo? Esatto, la provola la mettiamo a guarnire sopra. A guarnire. E senti, stai facendo un fuoco lento? Assolutamente, se no il formaggio si brucia e non fonde. E io l'ho fatto una volta, ma non mi è riuscita. Esatto, lo sapevo. Che posso perché fare? avevi messo fuoco altissimo. Ho provato, ho detto guarda stasera vi faccio la pasta ai 4 formaggi. Esatto, non ti è riuscito. No. E poi ho comprato la confezione, quella esatto. là. Sugo ai 4 formaggi. Buona veramente quella. Senti il profumo. Che non è male, dico. Ti puoi avvicinare al gesto? Senti qua. Anche da Desiree, guarda, senti. Che profumo. No, non me lascia stare. Sai che la gente mi dice una cosa quando mi incontra riguardo la nostra trasmissione? Sai cosa mi dice? Ma quella ragazzina, perché non la fai mangiare? Perché non la fai mangiare? E ho detto, ma è timida. Mamma che profumo, ragazzi. È timida, non è capace. Quindi capito? tu dici io sbaglio perché metto la fiamma troppo alta. Sto fondendo, lo lasciamo
Certo. Dammi un coperchio perché c'è bisogno del coperchio. Perché sembra facile, quando lo fa lui sembra facile, capito? Il coperchio. Non ce n'è. Qua ce n'è 10.000 coperti. Non c'è. Lasciamo cucinare. Nel frattempo ci andiamo a preparare il nostro broccolo. Il broccolo. Cavolfiore che abbiamo bollito intero. Eccolo, quindi così. Mi dai un po' d'olio? Certo. Una spruzzatina di olio qua così. Bene. E andiamo ad affettare questo cavolfiore così. Così. E lo andiamo a mettere così. 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 Questo si è annerito un po', lo togliamo. Così. Così. E così. Guarda a te. Guarda a te. Guarda a te. E guarda a te. Cosa ci manca? Quel pizzichino di sale. Sale, sul broccolo ci vuole. Facciamo così. E allora, attualmente abbiamo una crema ai 2 formaggi. No, hai messo esatto, 3 formaggi. 2 qua ce n'è. Ah, 2. Un cucchiaio grande, un mestolo, un cucchiaio grande, un cucchiaio grande. No, più piccolo non c'è. Questo. Mi dà sempre quello dell'esercito. Lo metti qua. E allora, guarda, e andiamo a nappare, guarnire. Quindi a copertura la nostra crema di formaggi. Esattamente. E quindi è come se fosse una lasagna, diciamo, no? Esatto, un condimento che di solito va nella pasta, i 4 formaggi, no? Ma noi l'abbiamo spostato altrove, perché chi l'ha detto che uno nasce in un modo e chi l'ha detto? No, non l'ha detto nessuno, certo. Noi abbiamo fatto il cavolfiore 4 formaggi. Questo lo togliamo, abbiamo coperto tutto. A questo punto che si fa? Prendiamo questa e la tagliamo in this way, guarda. 1, 2, non le toccare. Le metto 3, io così? No. Ok. Le metto io perché sono questa è prova l'affumicata, giusto? Yes. 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 E sono quanti formaggi? Sono 4 formaggi adesso. 4 formaggi. E dove lo andiamo a mettere? In forno, immagino, no? Brava! Ma senti, in forno praticamente è solo per fare sciogliere la provola. Cioè, facciamo sciogliere la provola e deve anche amalgamarsi il tutto. Ok. Siccome fai tenerezza. Senti, quanto sta in forno? Ma almeno un quarto d'ora al forno alto, perché è tutta roba già cotta. Per cui si deve solo amalgamare. Tutto pulito finalmente, ho fatto un po' lavoro, certo, hai pulito tu? Pulito io. Allora, vi giuro che non è stata lei a pulire, è testimone dei fatti. Ma che pulito, ma zio Gianni non può parlare, lascialo stare, guarda, zio Gianni. Guarda, ha girato gli occhi dall'altro lato. Ce l'ha sempre qua. Non è vero, quando li gira a destra è una bugia, a sinistra del ragione. Hai visto? Dai, lascia stare zio Gianni, prendi il piatto, dai. Vado a prendere subito prendi il piatto in forno. Così facciamo l'assaggio. Allora, puntata particolare, quindi ingredienti accoppiati tra loro, un po' strani, possiamo dire un po' strani. Fuori posto, dai. Abbiamo fatto? Sì, accoppiamenti un po' insoliti, però devo dire che questo sembra una lasagna, però è fatto col cavolfiore. Esatto, è un 4 formaggi però fatto con il cavolfiore. Esatto, e quelle sembrano delle tagliatelle a ragù, esatto. Invece sono fatte con l'uovo. Partiamo l'assaggio da quelle, sto arrivando. Dai. Prendo un piatto, tu prendi una forchetta. Prendo una forchetta. E un cucchiaio. Prendo così. Il piatto, così. Diamo una mescolata come se fossero davvero tagliatelle, tagliatelle. Li metto qua. Con questo bel po' di ragù. Va bene così, grazie. Prego. Ma io perché non devo assaggiare? Mamma che buono. Oh, ma è ragù. Lo fai bene ragù? Ma sicuro che non è quello là comprato nella bottiglia? Zio Gianni, qui c'è un ragù nella bottiglia. C'è nella bottiglia? Si chiama ragottiglia. No. Vabbè, è buono, eh? Sì, buono, vabbè. Bravo. Basta. Grazie. Non lo posi. Quello e ti piace questo accoppiamento delle fettuccine di uovo? Senti, ma sembra di mangiare un piatto di tagliatelle, ti posso dire? Bravo, sono contento. Ora passiamo. Ma è un'idea tua questa? Sì.
mettere i condimenti fuori così, posto. a caso. Proprio, sì, esatto. Passiamo ora allo 4 formaggi. Passiamo. Lo mangio dopo. Te lo mangi dopo. Ti prendo un altro piatto, però mi piace questo. Guarda che bello. Bellissimo. Questo, guarda. Prendiamo una spatolona e ci facciamo una bella porzione di questo cavolfiore. Mi presti anche questa, anche questa. Ecco qua. Madame, le prendo anche la posata. Sì, che ha detto, no? Va bene così. Le prendo anche la posata. Questo è buono. Il coltello. Prego. Vado? No, cambia poco, cambia. Allora. E questo è il nostro cavolfiore ai 4 formaggi. Prendi anche il cavolfiore. Prendi i formaggi. Ma che vi devo dire, c'ha un sapore, lo sento io pure. Buono, c'è poi questo retrogusto dell'affumicato. Crema, il retrogusto del gorgonzola, l'affumicato non affumicato, il fila non fondi. Arrivederci, ci vediamo alla prossima. Guarda, veramente. Che abbiamo voluto bene. Questa non me l'aspettavo. Ciao. Buonissimo. Ciao. Buonissimo. Piatto da fare assolutamente. Straccetti d'uovo alla bolognese. Per gli straccetti 5 uova, 2 cucchiai di pangrattato, 1 cucchiaio di farina, 2 cucchiai di parmigiano e olio di oliva per la frittura. Per il ragù alla bolognese 500 g di macinato misto, 50 g di pancetta arrotolata, soffritto di sedano, cipolla e carota, 750 g di passata di pomodoro e 1 cucchiaio di concentrato. Cavolfiore ai 4 formaggi. Un cavolfiore bollito intero. Per il condimento ai 4 formaggi 50 g di gorgonzola dolce o piccante, 50 g di fontina, 50 g di parmigiano, 250 g di latte e 50 g di burro. Per la guarnizione 50 g di parmigiano e 100 g di provola affumicata.